Riapre per il secondo anno il dormitorio di Chiavari. Il servizio riparte lunedì 1° ottobre. Nei giorni scorsi l'incontro dei volontari, Casa Bruzzone, è emerso, restituisce qualità alla vita dei senza fissa dimora. All'udienza generale il Papa ha ripercorso la sua visita nei paesi baltici. La libertà, ha detto, non basta a dare senso alla vita senza l'amore che viene da Dio. Coltivare l'alleanza con la terra è il tema di riflessione proposto dalla giornata ecumenica di custodia del creato. In diocesi si celebra sabato nella Baia del Silenzio di Sestri Levante. L'allarme dell'Ispettorato del Lavoro. In provincia di Genova è aumentato il numero dei lavoratori irregolari, 250 verifiche tra luglio e agosto, 85 dipendenti in nero, di cui 6 clandestini e 28 sospensioni dell'attività imprenditoriale. Segnali di ripresa in Fontanabuona, nuove aperture commerciali e agricoltura in crescita. La prospettiva è quella di creare percorsi turistici e didattici legati alle produzioni locali. In campo l'integrazione con le magliette di Genoa e Sampdoria. A Bogliasco si è disputato per il 15° anno il derby di calcio per atleti disabili promosso dal Panathlon Genova Levante. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio Oggi. È pronto a ripartire il servizio del dormitorio per persone senza fissa dimora a Casa Bruzzone di Chiavari. Nei giorni scorsi i volontari si sono ritrovati per un momento di condivisione. Il via lunedì 1° ottobre alla sera con modalità di accoglienza invariate. Facciamo il punto nel primo servizio. Il dormitorio di Chiavari è un luogo che restituisce qualità alla vita delle persone che ospita. Perciò, in vista della riapertura del servizio, la sera di lunedì 1° ottobre, per gli operatori e i volontari coinvolti si è svolto un momento di incontro e di condivisione, anche con l'obiettivo di discutere miglioramenti o nuove possibilità di organizzazione. Il volontario più di tutto facilita l'accoglienza degli ospiti e dà maggiormente il senso della casa, no? di Casa Bruzzone come proprio una casa, non un dormitorio. Casa Bruzzone a San Pier di Canne ospita persone senza fissa dimora del territorio, per lo più italiani, in maggioranza uomini, di età compresa tra i 45 e i 55 anni. Lo scorso anno l'accoglienza ha funzionato bene. Abbiamo dato ospitalità mediamente ogni sera a 10-12 persone. Per quanto riguarda i volontari sono stati una risorsa enorme. Tra i volontari delle parrocchie, della Caritas e delle varie associazioni abbiamo superato le 100 presenze. I volontari sono preziosi, si affiancano agli operatori, entrano in servizio alla sera, aiutano gli ospiti nei loro bisogni di igiene e vestiario, alcuni si fermano a dormire, chiunque può aderire e dare una mano. Può mettersi in contatto intanto direttamente con la Caritas, si può fare un colloquio per spiegare qual è l'attività e poi inserirsi nei turni e comunque durante l'anno ci sono sempre degli incontri periodici di formazione. La formazione è un momento importante per facilitare questo servizio. Per il momento le modalità del servizio sono le stesse dello scorso anno. Le persone che necessitano di essere ospitate per la notte si recheranno al centro d'ascolto della Caritas, noi riceveremo un elenco di persone, poi le incontreremo tutte nel punto di incontro che è sempre quello davanti alle poste. Da lì le accompagneremo a Casa Bruzzone, poi dormiranno lì. L'indomani mattina potranno fare la colazione, avranno l'opportunità di fare la doccia, di cambiarsi, di mettere i loro vestiti a lavare e quindi di poter avere un cambio e di riprendere poi la loro strada la mattina seguente. E sabato 29 settembre al centro Chiarella di Chiavari, dove si trova il dormitorio, si terrà il pranzo per festeggiare il 72° compleanno del Villaggio del Ragazzo. L'inizio alle ore 12, insieme al vescovo diocesano sono invitati tutti senza fissa dimora e i poveri del territorio. E ora veniamo all'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro. Il Papa ha ripercorso il suo ultimo viaggio apostolico nei paesi baltici. Popoli che hanno molto sofferto, ha detto, ricordando che negli ultimi 100 anni hanno vissuto sotto il giogo delle occupazioni. Quella nazista prima e poi quella sovietica. Sentiamo. In Lituania, Lettonia ed Estonia la missione è stata annunciare nuovamente la gioia del Vangelo e la rivoluzione della misericordia, della tenerezza, perché la libertà non basta a dare senso e pienezza alla vita. Così Francesco, durante l'udienza generale, ha spiegato il valore del viaggio apostolico nei paesi baltici appena concluso.
In Lituania i cattolici sono la maggioranza, mentre in Lettonia prevalgono i luterani e gli ortodossi, ma molti si sono allontanati dalla vita religiosa. In Estonia, secondo gli ultimi dati, il 70% della popolazione si dichiara non religiosa o atea. Dunque la sfida è quella di rafforzare la comunione tra tutti i cristiani, già sviluppatasi durante il periodo della persecuzione. La sfida per chi invecchia è non indurirsi dentro, ma rimanere aperto e tenero di mente e di cuore. E questo è possibile con la linfa dello Spirito Santo nella preghiera e nell'ascolto della parola. Francesco è tornato quindi sull'omaggio reso a Vilnius alle vittime del genocidio ebraico in Lituania, esattamente a 75 anni dalla chiusura del Grande Ghetto, che fu anticamera della morte per decine di migliaia di ebrei. Segno vivo del Vangelo è sempre la carità concreta. Anche dove più forte è la secolarizzazione, Dio parla con il linguaggio dell'amore, della cura, del servizio gratuito a chi è nel bisogno. E allora i cuori si aprono e succedono miracoli. Nei deserti germoglia vita nuova. E ora parliamo della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, istituita dal Papa 4 anni fa. Nel messaggio per il 2018 Francesco si sofferma sulla questione dell'inquinamento dei mari e degli oceani. In diocesi la celebrazione sarà sabato nella suggestiva cornice della Baia del Silenzio a Sestri Levante e avrà carattere ecumenico. Il servizio. Coltivare l'alleanza con la terra. È il titolo della giornata ecumenica del creato di quest'anno, che si terrà a Sestri Levante, nella Baia del Silenzio. Un importante appuntamento di condivisione e ritrovo per le diverse confessioni cristiane, che quest'anno esorta a prendersi cura del pianeta, per noi e per gli altri. Coltivare la terra è prendersi cura. La parola coltivare significa proprio questo. È quello che il contadino ligure fa con la poca terra che c'è a disposizione, curarla perché possa rendere il massimo senza renderla sterile. La terra ci è stata donata, è un dono di Dio, non soltanto a noi, ma a tutta l'umanità e non solo alla generazione attuale, ma a tutte le generazioni. La giornata è stata pensata per essere un momento di preghiera, riflessione e condivisione. Un'occasione per accrescere la propria sensibilità verso l'ambiente e stimolare il desiderio ecumenico di ritrovarsi fra cristiani di confessioni diverse. La giornata è pensata su 3 tappe in un percorso biblico che parte proprio dalla grande pagina della Genesi sull'alleanza di Dio con gli uomini attraverso quel grande segno dell'arco posto nel cielo. Ci ricorda questa prioritaria e primitiva, appunto, primordiale alleanza con la terra che dobbiamo coltivare. Questa prima tappa si svolgerà presso i ruderi della chiesa di Santa Caterina a Sestri Levante, poi scenderemo perché nel percorso la seconda tappa ci porta al tradimento che i popoli, l'uomo in generale ha fatto e continua a fare rispetto a questa alleanza con la terra. Saremo aiutati nella sosta presso l'oratorio di San Pietro in Vincoli dal professor Giorgio Bavestrello, che ci aiuterà proprio a prendere coscienza un po' della situazione attuale e dei pericoli che appunto la terra e la natura corrono a causa dell'uomo. E poi la risalita, dove concluderemo la terza tappa presso il convento dei frati Cappuccini, e lì sarà la tappa della vita nuova. Cambiamo argomento, andiamo sul sito dell'ANSA della Liguria, parliamo del Ponte Morandi di Genova. Come sapete c'è attesa per il decreto che riguarda la demolizione e la ricostruzione del ponte crollato. Titola l'ANSA: sfollati pronti alla protesta di piazza. Come sapete in queste ore c'è molta tensione su questo tema. Intanto continua la raccolta fondi avviata dall'Associazione della Proprietà Edilizia Confedilizia di Genova a favore degli sfollati. Ad oggi è stata raccolta una cifra ragguardevole grazie al contributo di tanti
soci genovesi, ma anche grazie alla raccolta avviata a livello italiano. A spiegarlo è Vincenzo Nasini, vicepresidente nazionale di Confedilizia e presidente dell'APE Genova. Visti i risultati, l'iniziativa dunque prosegue. L'obiettivo è sostenere progetti mirati da condividere con le istituzioni e con il Comitato dei cittadini sfollati. Il successo, ricorda Nasini, si deve anche ai nostri soci del Levante e all'attivismo dimostrato dalla sezione di Chiavari. Come vedete, la notizia è riportata anche sul nostro sito teleradiopace.com e lì trovate tutti i dati per poter accedere al conto corrente della Banca Passadore, sede di Genova, e in questo caso dunque chi lo desidera potrà fare un versamento per questa raccolta fondi. E a partire da giovedì 4 di ottobre saranno riaperte a Genova le linee ferroviarie dette dei bastioni e sommergibile. Sono 4 binari destinati alla movimentazione delle merci dal porto verso il nord, linee ferroviarie che erano state bloccate dal crollo del ponte. Dunque si tratta di una notizia importante, ha ribadito il governatore Toti, conseguito grazie al lavoro congiunto di enti locali, Regione, Comune di Genova e alla collaborazione del gruppo Ferrovie Italiane. Cambiamo argomento. Oggi sono stati diffusi i dati dell'Ispettorato del Lavoro di Genova, sono numeri relativi ai controlli effettuati quest'estate in provincia. In totale si parla di 250 verifiche effettuate tra luglio e agosto in pubblici esercizi e nei settori del terziario e dell'edilizia. Vediamo com'è andata. Aumenta il numero dei lavoratori irregolari, il mancato pagamento delle retribuzioni e l'evasione dei contributi. È il quadro poco confortante che emerge dopo i controlli estivi da parte dell'Ispettorato del Lavoro sull'intera provincia di Genova. L'irregolarità è vicina all'80%, 85 i lavoratori in nero, di cui 6 clandestini, cioè privi di tutela assistenziale e previdenziale, e in 28 casi è stata sospesa l'attività imprenditoriale. Diversi i casi eclatanti di aziende del tutto sconosciute al fisco. Tra questi il nucleo carabinieri dell'Ispettorato si è imbattuto in una pizzeria da sport gestita da un extracomunitario clandestino che impiegava 2 lavoratori in nero. Altri 5 dipendenti non regolarizzati sono stati scoperti in un locale notturno, mentre 11 lavoratori senza un regolare contratto di lavoro sono emersi durante un controllo in un nightclub del Ponente di Genova. Dati che fanno capire quanto è preoccupante il fenomeno. Un esercizio, oltre ad utilizzare personale in nero, si avvaleva di maestranze assunte tramite una cooperativa che pagava netti 5 euro l'ora. Dall'inizio dell'anno sono stati accertati in provincia di Genova 290 lavoratori non in regola e le sanzioni contestate ammontano a circa 1 milione di euro. Finora, unico dato positivo, lo Stato ha incassato 590.000 euro di multe, segno di una certa rapidità nel rimettersi sui binari giusti da parte delle attività colpite. Sempre dall'inizio dell'anno è stata sospesa l'attività a 92 imprenditori per aver occupato lavoratori in nero in misura superiore al 20% degli occupati dell'esercizio. Altro dato allarmante, ammonta ad oltre 3 milioni di euro l'imponibile evaso nel 2018. L'attività di recupero delle retribuzioni non corrisposte, infine, 350 i provvedimenti emessi quest'anno, ha consentito ai lavoratori di ottenere somme pari a un totale di circa 300.000 euro che le aziende hanno subito corrisposto dopo l'intervento degli ispettori e la successiva diffida accertativa. Questa mattina è arrivata la risposta del Comune di Lavagna sui ritardi dei lavori di messa in sicurezza delle sponde del Fiumentella, lato appunto Lavagna. Ad oggi, si legge nel comunicato, è in corso la progettazione definitiva dell'opera, tenendo conto di varie prescrizioni come quelle della sovrintendenza e dei vincoli ambientali. Le arginature, si legge, dovranno essere realizzate con criteri di massima compatibilità ecologica e nel rispetto della natura e delle specie animali segnalate, con fermi biologici nei periodi più sensibili per quest'ultime. L'iter per l'autorizzazione complesso, spiega il Comune, dopo il via libera al progetto definitivo si passerà alla redazione di quello esecutivo e alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. Nel frattempo sarà cura del Comune mantenere in sicurezza l'accesso alla pista ciclabile. L'opera, lo ricordiamo, ha un costo minimo presunto di 650.000 euro per un tratto di circa 220 metri. La Regione ha già stanziato 420.000 euro e il Comune di Lavagna ha anticipato le somme per l'affidamento degli incarichi di progettazione. Ora andiamo a Santa Margherita Ligure. La media di raccolta differenziata nel periodo gennaio-settembre 2018 è del 75%. I dati sono stati diffusi oggi dall'amministrazione e nei mesi estivi è stato raggiunto anche l'80% di differenziata. In costi di smaltimento il Comune dice di risparmiare ogni mese 23.000 euro. Intanto questa sera si riunisce il Consiglio Comunale, tra i temi in programma gli interventi edilizi. Facciamo il punto nel servizio.
I numeri sugli interventi edilizi a Santa Margherita Ligure sono confortanti, a dirlo il sindaco in vista del Consiglio Comunale di questa sera. All'ordine del giorno una mozione della minoranza sul tema della tutela del territorio. Paolo Donadoni riporta i dati forniti dall'ufficio tecnico del Comune. Nel 2018, riporta, ci sono stati 10 interventi di ampliamento edilizio, una pratica di demolizione e ricostruzione, 0 nuove costruzioni. Sono a 0, spiega il primo cittadino, anche gli interventi interni al parco. Dati più che positivi, dice Donadoni, che seguono una tendenza in diminuzione ormai costante in questi anni. Storce il naso l'opposizione, che vorrebbe un'idea più lungimirante di visione della città. Claudio Marsano, che oggi ha convocato un incontro per discutere di interventi edilizi e di territorio, appunto, spiega che il piano urbanistico comunale giace da 1500 giorni nei cassetti dell'amministrazione. Il tema, dicevamo, sarà in ogni caso affrontato in Consiglio. Tra le altre pratiche all'ordine del giorno, la presa d'atto da parte della Giunta della restituzione della delega al verde della consigliera Pinamonti, delega che per ora rimarrà nelle mani del primo cittadino. Si voterà poi la proroga dell'affidamento di alcuni servizi alla società Progetto Santa Margherita SRL, come quelli relativi ai servizi marittimi, alla gestione di Villa Durazzo, ai servizi di security portuale, fino alla gestione dei parcheggi a pagamento. L'affidamento andrà così a scadenza il 30 giugno 2019. La minoranza infine ha presentato altre pratiche, tra queste un'interpellanza sulla locazione di un immobile di proprietà dei IP istituti da destinare a spogliatoio per la Polizia Municipale, un'interrogazione sulle cifre derivate dall'imposta di soggiorno e un'interpellanza sui lavori alla sala espositiva Maestri e Mestè. Tutti i consiglieri di minoranza di Sestri Levante hanno firmato una mozione con la quale impegnano il sindaco e la giunta a chiedere che i vari utilizzatori a fini commerciali delle aree ex-FIT corrispondano gli oneri dovuti per l'occupazione di queste aree. Secondo l'opposizione, sino ad ora nessuno di loro ha pagato, come avrebbe anche ammesso l'amministrazione Ghio durante l'ultimo consiglio comunale. La mozione sollecita la giunta a predisporre opportuni atti per risolvere questo problema. Per la seconda volta in pochi mesi a Gattorna si è assistito all'inaugurazione di un'attività che vede affiancate 2 note aziende del territorio. Si tratta di un segnale di speranza per la valle che negli anni ha assistito ad un progressivo impoverimento del tessuto economico e commerciale. L'ambito dell'edilizia e degli arredi cerca di adeguarsi ai tempi e a rinnovarsi e anche il comparto agricolo sta dando soddisfazioni. Sentiamo Cristina Oneto. Inutile negarlo, il tessuto economico e commerciale della Val Fontanabuona ha vissuto nell'ultimo ventennio un cambiamento radicale, frutto della crisi di alcune produzioni a livello locale, ma in più ampia analisi della crisi economica internazionale. Io facevo una battuta 20-30 anni fa, dicevo: se uno parte da Carasco e arriva a Ferriere e non trova lavoro vuol dire che non lo vuol trovare. Era così la situazione, perché c'erano più di 800 persone che venivano a lavorare in Fontanabuona rispetto a quelle che uscivano, quindi è una situazione idilliaca. Purtroppo negli ultimi 10-12 anni la situazione è cambiata, non soltanto per la crisi, diciamo, locale del mobilio, la crisi come dicevo prima, del biliardo, ma anche per la crisi nazionale che abbiamo vissuto. Eppure in questi ultimi tempi sembra essere premiato l'impegno di chi, nonostante tutto, è rimasto in valle, portando avanti quelle fonti di sviluppo che nei secoli hanno connotato il territorio e sostenuto interi nuclei familiari, in primo luogo l'agricoltura. Abbiamo tanto ritorno di ragazzi che vogliono investire in agricoltura. Guardi, abbiamo a 360, abbiamo parlato del progetto delle nocciole che è stato importantissimo, con valorizzazione da parte della Camera di Commercio, e adesso stiamo accingendoci alla raccolta delle olive e questi siamo molto contenti, dovrebbe essere un'annata positiva e propizia come lo scorso anno. L'orientamento anche a livello nazionale è quello di valorizzare anche piccole produzioni di nicchia attraverso percorsi turistici e didattici. La possibilità per le aziende vitivinicole, per le cantine di diversificare il loro lavoro, quindi organizzare anche visite guidate, degustazioni, attività didattiche, e questo dovrebbe garantire non solo visibilità ma anche un introito aggiuntivo. Stessa cosa noi vorremmo fare con l'olivicoltura ma anche con la floricoltura, cercheremo di provare a garantire dei percorsi enogastronomici ma legati a tutto il mondo produttivo ligure, quindi parlando di agricoltura e anche di pesca, per garantire un valore aggiunto alle nostre produzioni. Rimaniamo nell'entroterra. Favale di Malvaro ha trascorso un giorno in festa tra passato e presente grazie alla rievocazione storica di antichi mestieri e la promozione di quelli attuali legati al mondo dell'artigianato. Siamo andati a vedere.
Successo di presenze a Favale di Maldaro per la quinta edizione della tradizionale festa dei mestieri antichi e moderni che si è svolta domenica 23 settembre e ha animato le vie del paese con stand a tema, musica e cibo tipico locale. Anche quest'anno come gli anni scorsi ci siamo ingranditi, abbiamo avuto molti più partecipanti e espositori. Abbiamo già un bel flusso di persone, cominciano già a mangiare in tutte le postazioni di vario tipo, dalla polenta al cinghiale, alla pasta fresca, alle frittelle, ai spiedini, alla cottura sotto al testo. E poi ci sono molte attrazioni di banchetti, vecchi mestieri, abbiamo gli animali, i vecchi trattori e poi ci sono le comparse, chi porta il fieno, chi spacca la legna. Un vero e proprio tuffo nel passato, grazie ai numerosi banchetti dedicati all'attività della tradizione e del presente, dallo scultore al taglialegna, dai pittori alle ricamatrici e molto altro ancora. La pietra sono sempre belli, sono forti, non franano se sono fatti bene. E il terreno dietro rimane sempre secco perché l'acqua va via, non si ferma. Si facevano da anni, da più di 100 anni, 500 anni, sempre le pietre e la terra si usavano, non c'era di cemento e si usa ancora, alcuni lo fanno ancora e sono sempre belli. Questa è una trebbiatrice da montagna di quelle che erano nei nostri posti quando 50 anni fa, anche più. Difatti è smontabile, un tempo le portavano in spalla, ora io tranquillamente su un'ape riesco a trasportarla. Un po' per passione, un po' per fare quel poco grano che ormai nei nostri posti si riesce ancora a fare. La Proloco di San Colombano Certenoli lancia il primo corso di coltivazione del nocciolo. Sabato 6 ottobre nei locali dell'Ascito Cuneo di Calvari si svolgeranno al mattino dalle 9 alle 13 delle lezioni teoriche e dalle 14 alle 18 lezioni pratiche nel noccioleto. Il corso, tenuto dall'agrotecnico Fabio Benvenuto, si completerà sabato 13 ottobre con altre 4 ore di pratica in noccioleto dalle 14 alle 18. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 4 ottobre inviando una email all'indirizzo prolocosancolombanocertenoli@gmail.com. Il Consorzio Rurale di Scaruglia, sempre a San Colombano Certenoli, ha rinnovato il consiglio direttivo. Nell'ultima riunione è stata ratificata l'elezione del presidente Ernesto Volpone, che subentra al dimissionario Claudio Solari. Solari resta come consigliere del direttivo, mentre la carica di vicepresidente va ad Anna Aste. Rinnovate anche le cariche del collegio dei revisori dei conti. Intanto avete visto le immagini di questo incontro. Parliamo poi della stagione olivicola che sembra promettere bene, ma in queste settimane si fa sentire la presenza della mosca olearia che potrebbe pregiudicare il raccolto. L'infestazione risulta attualmente sotto controllo per chi ha effettuato il secondo trattamento larvicida. Per chi invece non l'avesse fatto si consiglia la raccolta anticipata. Nelle zone del primo entroterra sino a 200 metri sul livello del mare è consigliato il trattamento per chi non lo avesse fatto la settimana scorsa. Per i proprietari di uliveti sopra i 200 metri invece il consiglio è quello di attendere. E siamo così allo sport. Il Panathlon International Club Genova Levante ha organizzato per il 15° anno consecutivo il derby Genoa-Sandoria per atleti disabili. Le due squadre si sono affrontate a Bogliasco in un match in cui il risultato della partita è stato secondario rispetto all'obiettivo di integrazione e abbattimento delle barriere attraverso lo sport. Sentiamo. Essere riusciti a fare 15 edizioni consecutive non è una cosa da poco, è un impegno piuttosto gravoso, ma bellissimo, veramente che fa bene al cuore, perché questi ragazzi meritano tutto e anche qualcosa di più, perché non sono certamente da meno dei ragazzi più fortunati di loro. Ecco. Perché sei partito con questa iniziativa? Ho pensato che non è essere un club del Panathlon, non deve limitarsi a delle cene, a delle conviviali, ma deve fare qualche cosa di più valido. Allora ho pensato a questo, al concorso scolastico, a un'ora per i disabili dove andiamo nelle scuole. Ecco, tutto questo penso che rispecchi veramente le finalità del Panathlon.
In campo come si sta? Si sta bene, però si suda e c'è la metà della volontà. Ti stai divertendo in campo? Sì, me ne posso. Ancora sport, dopo la seconda giornata del campionato di Serie D Girone A, il giudice sportivo ha deciso di squalificare per una gara Luca Tabbiani, allenatore della Lavagnese, questo per essere uscito dall'area tecnica rivolgendo espressioni riguardose nei confronti dell'allenatore avversario. Questa è la motivazione. L'associazione Sport Favale di Malvaro organizza per domenica prossima la 7ª edizione dello Slalom Chiavari-Leivi, una gara automobilistica che si svolgerà lungo la provinciale 32 in un tratto compreso tra i comuni di Chiavari e di Leivi. Per questo motivo la strada provinciale sarà chiusa al transito al mattino dalle 10 alle 12 per le prove e nel pomeriggio a partire dalle 13 fino alle 18:30. Sfogliamo adesso l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti per domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 27 settembre. Dalle 9 alle 13 all'Auditorium San Francesco di Chiavari si terrà una mattinata di studio dedicata alle scuole e ai cittadini su Anton Maria Maragliano. Continua la mostra Ricordiamo perché non accada mai più, promossa dall'Anfas, allestita a Villa Quirolo a Rapallo e visitabile dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Seconda giornata a Portofino per il progetto europeo Reconnect, il cui scopo è la mitigazione del rischio geoidrologico con soluzioni Nature Based. Inizio alle 9 al Parco di Portofino. Sono ancora aperte le mostre legate ai 30 anni della Scuola Chiavarese del Fumetto. Dalle 9:30 alle 13, dalle 15 alle 18 nella Torre Civica è visitabile l'esposizione I Maestri. Dalle 17 alle 19:30 nel foyer dell'Auditorium San Francesco si potranno ammirare le opere realizzate dai professionisti ex allievi della scuola. Con gli stessi orari, ma a Palazzo Rocca mostra dei lavori prodotti in collaborazione con enti e istituzioni regionali. Alle 21 in via San Giovanni 20 a Chiavari, riunione aperta del gruppo Alcolisti Anonimi sul tema Quinta Tradizione. E concludiamo con una lieta notizia. Oggi è un giorno di festa speciale per Telepace che riguarda uno dei nostri collaboratori volontari più longevi come servizio ma anche come età anagrafica. Buon compleanno a Pier Giuseppe Lanata, conosciuto da molti come Paito, che spegne 80 candeline. Arrivato nella squadra dei volontari 20 anni fa, proprio in coincidenza con la storica visita di San Giovanni Paolo II a Chiavari, Paito è divenuto poco tempo dopo un punto di riferimento fisso per la trasmissione della messa quotidiana, subentrando ad un altro storico volontario dell'emittente, Bruno Luciani. All'impegno giornaliero dalla cattedrale, Pier Giuseppe Lanata ha affiancato molteplici altri servizi svolti all'interno della televisione. La collaborazione con la Domenica Sportiguglio, la rubrica Cocco Scuola, la ripresa di incontri, ma anche l'impegno spesso richiesto all'ultima ora per uscite sul territorio finalizzate a servizi per i nostri notiziari. Anche lo staff dei collaboratori per la messa del giorno è cresciuto nel tempo sotto la sapiente guida di Paito, che continua ad essere uno dei più attivi tra tutti i volontari che consentono a Telepace di portare avanti il proprio compito. Quindi quando ogni giorno vedrete il sottopancia con scritto Pier Giuseppe Lanata, la voce delle riprese dei servizi del nostro telegiornale, ricordatevi che è un volontario di 80 anni ed è davvero un esempio per tutti noi. Dunque a Paito l'augurio più affettuoso di buon compleanno da parte di tutto lo staff di Telepace. Con questa notizia si conclude il telegiornale, ci ritroviamo domani mattina alle 7:30 con il Buongiorno di Telepace condotto da Marco Revello e poi il telegiornale alle 12:45. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.